Accattate ville, che vi faccio leccare i baffi! E che sul lucerocco, a ville sticevose! Che cose belle! Che belli dicevose, caio! Buongiorno! Sta bene, Rico. Ma quello questa sveglia? Meno male che la mattina avete voi, se no chissà quando mi rispigliassi. E poi sta sveglia non funziona. E così una può far aggiustare. Ma se ne fatto pensare mille volte, è sempre lo stesso, monta. Ma anche ora sera? 4:20, 4:30. Siete montalissimi voi. Queste cose sempre precise, signore. Sempre precise è stato, specialmente con l'amici. C'è cose belle! C'è cose libere! E che sono il cielo! Ma che fate a fare? Se non dico sono tutti dormiti in alto. Stanno spiegando. Già, dallo spigolo, se ti mantenete la cattare sceso. Sì, tu stanno spiegando, io ti dicevo da provina, me sono. Giusto, ma solo. Però tutti dicevano, da questo solo, ci può prestare lo stomaco, però ci deve essere sempre qualcuno che se tende a balneare si può seggiare. Si sentia, si marita. Io ho cavallo e faccio il mio mestiere. Da stagione mi nuceosi e non meno figurina. Però ci può essere sempre qualcuno che si può seggiare. Se si sentia, si marita. Sì, si marita. E come fa a maritarsi? Io faccio il mio mestiere. Perciò? È giusto, ma non è giusto. Vai a riconoscere io. No. E io cavolo giusto. Da sacchetto. Oh, ma che siete pazzo, va! Quanto coltivi ci stanno cani rossi? Cane rosso, io ho un'impressione. Ossia, va a sapere. Che sopra un cane rosso ce ne vuole un altro più grosso. Sì, però quando ci sono troppo cani, vede poi un chiacco viene. Un chiacco, perché io che stai a rubando? Io stai a travagliare. E uno che travaglia non sa scandare mai di nudo. Sì. Ma non per niente, ma mi chiamano Orazio Leone. Ho capito, però ci può essere sempre. Niente, non ci può essere niente. Mio padre mi insegnava che la pecora si fa, lo lupo se la mangia. Oh. E il gioco aveva ragione, perché io per essere stato troppo buono la mia vita, avevo subito sulle crie tutti quanti. Ma qualche chiodo, questo di storto, e come pesce dice, Bravo, chi si chiama a ragionare? Io mi vado a scrivere per davvero, a vostra lo stimo come un frate, anzi come un padre, addirittura come la famiglia, zii, padre, nipote, ma che dici? Sì, signore. E ora ci voglio dare un consiglio d'amico per davvero. Che dici? Che ossia non se la va a ascoltare mai. Ossia va a sapere che è meglio campare un giorno da leoni che 100 anni di pecora. A sa rifletta a chi noi ci sta dicendo. E ora la saluto, che hai che fare? A sa bene mica. Ciao se belle! Ciao se libere! Aveva ragione, l'ha detto giusto. Con pecora si fa, o leone, un lupo si la mangia. E io da oggi in poi non voglio essere più una pecora, ma un leone arrangiato. Sì, arrangiato. Come la così arrangiato? Vedo la caccia, Me la faciste la chiacchierata? Tu è stato scongiuruto che osare dia. Ah, vedi, va. Leone, lupo e pecore. Ci mancava solo un rascecco che sì ed eravamo a posto. Ehi, Scimonita, non ti piace troppa confidenza? Annagata ancora. Mi so che rifare stamattina, Calorio, prima che la conferenza ti arrestava in Giulia. E poi ti chiamiamo tutti Don Calorio Confidenza. Poveriti, come mi vuole bene, ma che a fare? Va a fare a Carucci, guardati, che ora sta cominciando una nuova epoca, sta cominciando, e si è fatta la volontà di Dio, mi va bene. Non vedete, qua, i giorni tenerci questo macchinario. Ogni mattina ne scemo un macchinario. Oh, che faccio seggi, cacchio, scancerate riddo. E come a te, facciamo già se ne esce. Io giurista, mi alzo da se ne esce, ma non già. Oh. E che navi, una meraviglia cosa, che navi, una. Avanti. C'è una raseggia da aggiustare. Rico, ce ne scemo tutte cose. Ci volesse una bottiglietta, era così. Non facesse questo da se ne esce.
Te l'hai detto mille volte, sto coso proprio non l'ha pensato. Onde lo sai con ragioniere si sentia? Se ne sto, che avete fregato. Sì. Piuttosto da Nagari avevamo fatto dentro, già. Ah, io amo Sì. Natale. Noi non potevamo andare avanti, solamente se ne buttano da fine. Ai. A mia dice. Dimmi una cosa. Tuo figlio se lo spigliò. Oh, E fammo subito, va. No, ma tu ci porti un po' di caffè? Guardaci. Ah, tutte cose, l'oligno, ti manca l'oligno? Ci deve essere tutte cose. L'oligno. Sono sul vestito. Che c'è? Che c'è? C'è questa maglia buona. Ah, che c'è? Va. Ai. Torino, papà. Susiti. C'hai il giornale. Io ce l'ho portato un caffè o piccerino. Vai. Un caffè. Torino, susiti. E non ti fare picchiare tu sonno. Vivi che giorno. E non ti fare picchiare tu sonno. Vivi che giorno. Torino, altro. E Susi dai giornale. Ai. Torino, Susi, la papà ti porta un caffè ti porta. E non ti fare pigliare tu sonno, vedi che giorno. Ma mi via solo, ma non ti può stare muto, che sta succedendo Vicerino? E non ti tu, sai, vai, sto picciotto è un pochettino attuppato da ricca, ma ancora cannolare ci porta. E non ti fare pigliare tu sonno, vedi che giorno. E non ti fare pigliare tu sonno, vedi che giorno. Non calò! Che? Oh, non calò! Che? Dico che mi pare giusto che cana su il figlio non se la può dire noi. Insomma. Ma insomma voi ma faceste un venere. Prima Chiddo che bagnava Cevosi e poi voi, questa litania che pare una sinfonia ogni mattina. E che schifio è? È un calore, che c'è gente, che non te va a dormire, perché la mattina va a travagliare. Ai. Guarda che bello che sta. Hai scoperto che me lo spiega io, Precisamente sì, e sto schifia va a finire, non calore. Ma voi l'avete a sentire da parlare con suo figlio? Turiduzzo, Susi tu papà, che ti rugnola su calore. Ma perché ho visto cadere sul corno e lui ti sta paroletta con suo figlio, va veramente. Calore. Veramente Don Cesare non ha tutte torte. Mi disse che manca a mia mi pare giusto che Bossia si metta a cantare e sente vatenate. Io un gatto, che cazzo, che sono io? Me la non ci Caruso. Io chiamo a mio figlio, chiamo. Oh. E voi mi chiamate a vostro figlio? Avete lo spiegare che ha tutto un figlio? Turiduzzo papà, svegliati chi chiama alla scupa magari. Ma signore mio, ma guarda giusto, un cristiano che travaglia la sua casa, porta in pace. Faccio, ma vi aggiungete in casa vostra? Questo è un cortiglio rispettabile ma pubblico, dove ci sono cristiani che a mattina non ghira a travagliare e quindi a notte hanno diritto di dormire. Ma veramente? È casa mia e faccio quello che mi pare e piace. Bossia a casa sua può fare chi ci pare e piace. Basta però tutte su ballate. Don Calore. Oh, così disturba, perché se ne può dire. Don Calore, state ragionando con un biccerino. Che discorso state facendo? Ma veramente? Chi non capisce o fa finta di non capire? Oh, io capisco, ti pare, sono chiuso come a dire. Allora, Don Calore, finivano, andiamoci mano, basta. Allora, chi ti pigliavo stamattina? Non credo che può fare questione. Tu poteva figa di dito, se non c'è pure di te. Finitela di paviare, se non me ne vai pure io, va veramente. Dale, a me non ci se ne sfuggiamo. Oddio mio, Cesare! È finissimo! Ma per noi, dai tu, che ci parli con tu scimonini? Ora mi hanno preso il specchione, per te non c'è una finita, Ciao! A regina di Porco Fazio! E vado a cucire la bottiglia, ma avevamo fino a dirigere! Dimmi hai una malanova tu sola, che sti solo cosa ricadito! Perché? Anni altro ne abbiamo vissuto le stesse robe, forse! E giusto appunto, chi stava dicendo io? Parlavo, a moglie Daria De Luca, lo sei già uno specialista, un neauto contento sei già le pezzature di Montecato! Ma
costringetemi a vestirmi di autorità perché vi faccio passare un brutto quarto d'ora! E che modi sono questi? Finitela tutti, una volta e per sempre! Voi non sapete chi sono io! Niente! Non voglio sapere niente! Colpa e non colpa! Finitela e basta! Mi sono spiegato! La colpa tua, e si sono abbata. Tua. Lo sapevo, giravo nel ferrio colpevole sogno sempre io, vero? E sentivo, perché sogno colpevole ora? Ah, spatti da dire, perché da dire, spatti, Dimmi una cosa, qui, la mattina, si sono tardi, vedi che tu da succede, apri la luce, e non ti fare chiamare, chiude la volta. Disgraziato, fare appunto, io non voglio finire in galera di via, capisci? Esagerato poi, galera. Stai facendo un dramma pendente, stai facendo. Ah, io stai facendo un giallo, va, che cosa senti papà? All'esità, queste mani ci va a chiamare. Ancora devo mangiare. Non deve mangiare, ma ora un panino pure para, portaci un panino burro e marmellata. Ieri si mette male, ieri sono arrivato con il ciabottino. Ancora ci manca un quarto alle 8. Ah sì, e tu aggiungici la cazzosa. Oh, ma che te pare che si bevono di Stato? Vedi che tu fino a quando si pubblia. Non ce n'è orario, capisci? Non esiste orario. Va bene? Oh. E allora a proposito, visto che siamo arrivati a questo discorso, ti dico una cosa che tu forse non sai. Sentiamo. Dal momento che io lavoro per te, cessa il rapporto tra padre e figlio e subentra quello tra datore di lavoro e prestatore d'opera. La legge dice che il prestatore d'opera deve fare 8 ore di lavoro. La legge dice. Sì, sì. Ma sta legge non dice ma no a mangiare. Ci già su mangiare ora. Ci già, se come dopo vuoi travagliare, oppure mangiare una intera. Arriva di rissa, no, se no ti cangio sta legge, veramente. Vai, va! A fare questo picciotto lo sai. Non puoi fare. Visto che vuole sentire papà. Ai! Ma perché si mano ora? E tu quando pare a stare muto? Perché io stavo parlando? Non stai parlando, ma stai pensando. Non stavo pensando. Stai pensando, tu uscivi dove parli, tu scegli con capisci niente. Vedi che tiro le scarpe per educare. Tu che ti senti istruito, che sei stato alla scuola. Ma ne pare perché io sono l'alfabeto, tu non casti. Vedi che tu rispetto assai di vita. Ragione hai. Ragione. Ce n'era nato rispetto come Mattia. Peccato che morse. E quella chi sono? Lo scecco di Dozzo Antonio. Chi sono? Dai, non cala mano. Mangio di sto popolo. Non ce l'hai? Sì, come che ma ne mica la vedi, a chili, però la paglia a chili. Allora, ci ho visto comparatico, se no non ci cala. Oh, madre mia. Ma perché la sempre questo piccerino? Un signore qualche volta la sapere Un figlio unico, figlio sciato. Mangia a legge, se no da fuga. Ma io dico, ma io questo schifo a mangiare! Mi sta facendo vedere, mi sta facendo. Mangia. Lei si lamenta sempre. Ma non lo dire, mi dà lì, buono, io un giro basta, mi si dà veramente, e me ne stai io. Oh, e io questo giro di travagliare due. No, del resto, una lira non l'ho visto mai. Manco io. Hai 20 anni, c'è un pezzo di pane, non posso buscare un anche. Che fa? Sta nicchia di veleno, una nicchia di veleno. Un po' di appagnare meno tutti gli giorni. Ma dai, mi sto facendo a fumare, un po' di sale. Ma io me ne vai, va. Invece di pigliare stamattina. Prima che vicini, ora con tuo figlio. Che devi pigliare stamattina? Veramente, va. Tonino! E vuoi sapere una cosa? Stavo pensando, vero? Che stai pensando? Ah, chi dura un duro stavo pensando? Tonino! Sì, la parola! Vieni che ti astiono, ti dugno una mala giornata, calore! Come disse Peppino, nella valle di Torcisvalle, più piccasemo, meglio la passata. E io si nero, e io cancello dalla ditta. Che fai? Un cancello. Sì! Scancella! Scancello si loga che la casa sarà affattata! Bestia!
t'annacare, non cercare di fare un malangino con mia, e che ho a te la luce troppo buona. Tu non ti hai fatto scandare mai a nulla. Ma Antoniazzi, gran testa di giunzo, è rimpolpito, è cancellino. Te la faccio vedere io. Lottare sale. Dopo 20 anni mi dici pure la pure, ma ragazzi, mi piace non ti senti, se no facessi cose da pazzo, un macello, mi dice, poi non mi dà bene, non mi dà bene, levate là, che ti sono? Oh, ti vado a vedere io, un macello, meno male, alleggia, ma impara a fare un malaggino. Ma che vuole così? E come disse Giosaro, meglio un giorno di leone che centinaia di pecora. Botte, sai questo? Che? A così speriamo per voi. Ah, voi siete? Non ci sto uscendo, Oh, Mario, non si vedo si scandò. C'è scandalo che mi ha messo a cangiare mutanne. Ah, speratosa. E mi disse piacere, l'avete detto? Donna Murgia è una vera signora. Sì, ma portare sala poi solo. Ma avete mai tagliato uno specchio? Se non sa, sono io vedo che ci posso fare. È un dono di natura. Vedo di nascita, di crescita. E di pascita. Dunque, donna Murgia, che cosa ne devo fare? Ma vi da aggiustare sta seggia. È buona, una volta è più semplice. Ma perché la hittate? Voi l'avete da Ma chittare. se l'hai reparato 1000 volte è sempre lo stesso prezzo. Avante, Don Calorio, E tocca a voi, se tocca per il gattiglio. Don Calorieggio, Donna Montinetta, Caloriuzzo. Monticina. Monticinetta, donna puta, parlate con mia, che con mia è sicuro, pericolo non ne correte. Pericolo, con vostro marito. Ma mi facete ridere, va! Oh, vedi ancora io salto da cucchia. Ah, tanto è vero che cara magari non letto. Allora, Don Calore, parliamo seriamente. Parliamo seriamente. La vita aggiustare sta seggia, è buona. Che poi faceva tutto un punto. Va bene, va bene. E naturalmente a chi c'era puttana, mio figlio Nicolino, ci volesse insegnare a fare ossiggiato. Volete giovane? Già, un giovane ne manca, mi altro non avevamo a che fare con giovane. Quella donna, sono io il datore di lavoro di questa ditta e io assorbisco a chi mi pare piace. Giovanotto, vieni qua. Come mi chiami? Nicolino. Nicolino come? Sempre Nicolino. Ma c'è un nome, un cognome, tu sei Nicolino come? Nicolino K maiuscola. Oh, bravo, Nicolino K maiuscola. Dimmi una cosa, che sai fare? Io niente. Niente. Ma che va a sapere fare, figlio mio? È la prima volta che va un marcio vicino. Però a leggio si impara. Ma con tanti misteri che ci sono, sto arzone giusto si già stava imparare a fare. Fate sì. L'assessore faccio io. Nicolino, sei assunto. Allora, Un momento, che assunto? Prima voglio sapere quanto ci date. quindi lo state prendendo? No, era così per saperlo. No, vediamo come va, si impara e come vedi. Che cosa nasce cosa? Va bene allora, però vedete che figlio mio è un poco mammolino, però è spirtone. Bravo. Non ci facete voce, mi raccomando. Non ce ne faccio. E non me lo toccate. Non ci tocco. Picciriggio voglio dire. Certo, vicino. Don Calorio, mi raccomando, un mosciavazzate però. Assolutamente, ho detto, sono campanano. Non credo. Ciao figlio mio, ho capito, fare un bravo. Bravo. Don Calorio, arrivederci. Arrivederci. Ciao, mamma. Sta battendo con l'altro che sta battendo. Comunque c'è pronto. E che Nicolino vende mai lo scorso. Ora devo sapere una cosa. Vedi chi sta? Chi sta, sai cosa serve? Chi sta in carta vetrata. Serve per sparare seggi, per lisciare seggi. Capiste? Lo capiste? No. No. Come disse? Sì, no. Dove? Figli sta cosa e comincia a scendere i quadri, là. Così? Lo capiste? No. Ma insomma che ci vuole due uova di ingegnere per passare la carta vetrata a fare così. Fino a quando diventa bella, lui si schiaccia, va bene, capiste? Non lo saccio fare. Capito? Che io non
giornata, oggi comincia veramente buona giornata. Senti Carina, ascolta, tu non me ne vai stavolta. Senti, mangiaste? Veramente no. No, ecco, vai a casa di papà, Mangio e torno presto. No, alleggi, non ti preoccupare, ti puoi stare in casa tranquillamente. Anzi, ti do, puoi stare là un mese. Un mese. Sì, ti do un mese di licenza. Ma già vero. E io la prossima annata poi quando vengo? Oh, che un figlio di NNN! Ma domani c'è un mese! Cosa fa? Senti che me ne vai a passare! Mara! Che c'è? Arrivi la macchina, che oggi non si lavaglia. Ci vediamo un pochino chiuso per le stavole. Me ne vai a passo, non ce la faccio chiuso. Ma non ce la faccio chiuso, me ne vai. Oh. E finiamo io no. Arrediamo tutto. Arretiramo. Oh. Ci arretiramo a resti 4 seggi scancarate. Mi scancarate subito, ma la portare non ce la faccio più. Arretiriamoci le seggi. Te l'hai detto però che sto già 16 mangiavo. Oh. Vai che. Ti Ti saluto. Non ti arrivi in ritardo. È un tornare uniato, perché ma se no te lascio fuori, tu sai, eh? Sono ubriaco. Io astenico sono. Oh. Sì, astenico. Ti saluto. Ti saluto. Sto siloca dopo che ti specchio ci voglio lasciare a pensato. Ho cancellato, figlio mio. Ho cancellato. Miserabile. Ho cancellato, figlio mio. Pescatori di cimetta, tanto, on te minchia pareggia. Una stella d'argento ficata dal manto di brilli sul cuore, mentre mille rose che chiasso schiuderanno sorprese preziose di pace e d'amore. I svegliatore di guarda voglio per favore alla mia bella ho presa appuntamento con la luna ho pronto sulla strada il calessino ho aperto il cancelletto del giardino su canta insieme andò Come pure don calore. La sera si culca presto e poi la mattina viene a rompere la testa a tutti. Ma ciao con satananza, guarda Piliglio, che te la riguardare fino a quando campe. E poi voglio proprio vedere se ti susi alle 5 di mattina. Stavolta non ci vai a ricorrere, ma era un calore, una va a dormire, no? Un dormo io, una sto cottiglio, e non dorme. Salutiamo! Chi sto è? O ti la pace? Ma se canta un disco? A come sta serenata? Sì, dai, ancora non è maritata. Quanti detto che è maritata? Non c'è ne conto, non sai che sarò che non è sotto. Nino! Ascoltate! Nino! Contato sì! Ma quando te la dire una cosa? Ma dove sono scemo? Che dici, ma guardate, te ce dire. Stiamo a fare di canzone una poca variata per finale. E tu besta sì, ti sta dicendo, a chitarra, accordata è. Sì, ascoltate, stai a mezz'ora. Prima di mangiare,
scusa, non è lo stesso, ho promoto tu, che cacchio? No, come non ti conoscissimo? Prima che sei surdo, poi dopo che mangi una ragione in più e bene musica. Finisce Lazaro, non lo sai che non è più maluso. Se ti sente, si incazza e se ne va. Nino, dammi un là. Oh! Casto patire la ricche! O tu Filippo vuole un là! Oh, ne più bravo! Buono, va, ma di quello quando che pare tu mi sei la mia! All'impressione che tu a me mi stai scottendo. Non è che lei sta andando per poter che la testa! Tu me la vedremo! Finimola! E tagliamo, che è meglio va! Attacchiamo! Attacchiamo! E tu già sei sempre fuori tempo! Non vai, ma quando la prende, a percorso! Forza! La gente sono stanca di cantare! Va bene! Piglia con la maggiore! Va bene! Ma che stai pigliando? Fa maggiore! Filippo, ma che ne cantavo io per un altro? Oh che bell'occhiessa che siamo! Siamo cosa di fare in attaccare! Non ti viene mica a cantare! Sono d'accordo! Anch'io stavo pensando la stessa cosa! Qui che parlavo! Qui! Sono uno che vorrebbe dormire e non stare a sentire le vostre chiacchiere! A noi c'hanno papà, tu ti dici, parlato sia. Andiamo di pagare per fare una serenata a sto quartiere! E chi vi ha dato questo incarico? Su bestia! Io ci si dirigisci! Sì, ma pensa a questo dato! Tiene speggiata, aveva le spade! È pessima partita! Benissimo! E siccome io ora ho l'asso di bastone, se non girate i tacchi subito tutte e tre, vi porta tutte e tre dentro a fresco! Ci siamo capiti? Sì signora! E a chi dovete cantare questa serenata? A una certa Rosina, boh! A mia moglie! Una serenata a mia moglie! E da parte di... Andiamo turisti, cosa dà? Un signor pisce. Tu Filippo, chi pisceva? Non ci io, frate! Il Ulisse si chiama Cazzone! Canzone! Usigiaro! Io non lo so se si chiaro! Il Ulisse si chiama Cazzone! Gli altri siamo povera gente, non ci facciamo niente! Pozzia Ida vuole stare! Poi ho un povero cieco sogno! Un povero cieco sogno! Mi fate la carità! E me, a un di presto, di caro. Aspetta, ci appizziamo le ciline, cantamoci la stessa una canzone! Ve ne dovete andare! Via! Bene! E brava Don Calorio che manda a fare le serenate a mia moglie. Domani faremo i conti, sì, domani faremo i conti. Maledetto, riesci a dire ci apprezzare? Una funzata così bella sta opera e poi viene un gran cretino, un ragioniere e mi viene a rompere l'ova non parlare. Ma come a fare? No, Don Calorio non va a dormire stanotte. Parola mia, di Don Cesare Spesone. Ora ti faccio vedere, aspetta. Te la commento, te! Ma rispondono! Sarà Turiddu! Turiddu! Ma quale Turiddu? Roggio è, dormi. Oh, sale!
qualche colluteggio e ci mangiano e si libera la spalla dalla nostra bocca. Ma se tu poi una volta mi susu e con un corpo di limpio di scazzo uscire meglio. Ah, portiche di stato! La porta virtuosa, la porta! Ma voglio vedere, poi che tira vetra! Non c'è lui! Fatemi vedere! Fatemi vedere! Sarà che con te. Lo puoi dire buono, anzi con un tazzo! Cosa fa? Tiro le penne e scappano! Ma ti vai giusto tanto qua! Perciò neanche possiamo stare tranquilli manco dentro la nostra casa. Che puoi fare? Sai che facevo qua? Tu a cucca, guarda che mi metto cappa di Druzza, o prima che passa, cosa sta che ti scazzo ci dentro. E resti qua, fuori. Devo occupare, metto cappetta a fare Druzza, o prima che passa. Ah, ma sei sicuro? Vanno, lasciami dire vanno. No! Come vuoi? Vai. Oh. Caro. Oh, caro. Che? Ma te non mi scesti, caro? No. Ah, ma ne va, puta, cada refritta, sura la sapete dove sono io, che ciuttazze su. Ah, ma ne scusi. Da refritta. Ah, poi c'è. E che mi toccava! La porta del Onde sì, disgraziato! Tiro bene scatto, tiro sto coraggio! Oh, ti rivisco io, ti rivisco! Calorio! Che? Calorio! Ma vedi che io ho capito un gennello! Sì, sono belli invisibili, ma che stai dicendo? Ma non è che sono gli spiriti, Calorio mio! Ma quali spiriti? Ma di santissima, ma scusa di ma io mi scambio, io ripeto gli spiriti, Calorio mio! Non ce n'è, ma come cosa si fa così che mi fa scattare la via? No, che spiriti sono? Ma quali spiriti? Che spiriti sono? Ma quali spiriti? Ma non se ne parla, ne sanno Ma che dici? Ma che cosa siamo? Ma non si arrogano, E che siamo? mi scambio! Andiamo, cerchiamo poi. Quale spirito? Un ginnè, ti dico un ginnè. Gli spiriti sono, Calorio mio, io mi scambio! Gli spiriti? Gli spiriti sono. Ah, che facciamo? Stiamo cercando una cosa. Morte siamo, Calorio mio! Ma quali? Oh! Toccalo! Ma quale spirito? È la maledizione che avete in corso! No. Ormai più pizzolate, veramente, più pizzolate. Madre mia. Ma non mai! Neanche mangiamo cipolle! E diciamo cerloglie! Oh, Ma rimane giusto che non ha facito! Ma qua ci stanno gente! Persone! Maleducate! All'autra! Questa è un'indecenza! Una provocazione! E domani ci penso io per voi, caro Don Calorio! Gli spiriti? Ma guardate, signori miei, ma che gente! Ma che schifo di gente! Io che là ho ben da ongiate! Ci mancate, solo gare ci mancate! Io volessi sapere di cui era sto atto che stanotte devi accendere in casa mia! E mi ruppi, che sai, di gente a piano! No, sono gli spiriti! Spiriti! Che neanche hanno sopportato la porta tutta la notte! Arre spiriti! La maledizione che avete in corso! No, ce l'ho giù, gli spiriti sono! Arre! Ma quali spiriti e quali cepurde? La verità è che il nostro cuitiglio non si può dormire più, né di notte né di giorno. Cercate invece di vivere meno vino, ma la verità è che io sono un frago io! Oh! Hai capito che devo devo passare io! Sì, che ti faccio lisciare tutti i lasciami che mi sta vedendo! Ma un mino, ma ti fa la io non l'ho passato! Ma non fascino! Guardate! Un occhio ci ha toppato! Un occhio mischino! Andiamo l'acqua! Un po' con l'acqua, vediamo!
di patate! Rosina! Rosina! Dammi la camicia e il berretto! Se ne va. E adesso favorite con me! Io la ringrazio, leggete me, ho mangiato già. Avanti, camminate! Vediamo se in caserma avete ancora tanto spirito! Oh, ma mio marito niente ha fatto, è innocente meschino, non ha fatto niente! Non c'è! Un innocente dice! Come l'acqua un baccalà innocente! Ma se lo buttasse! Se lo buttasse a questo disturbatore della nostra quiete pubblica! E mi raccomando generale, 100 anni ci Sono generale! 100 anni! Non esageriamo, 100 anni, che vuole che... Avanti, avanti! Senza tante storie! Bella! Coppola e giacca! Coppola e giacca! Ma che fai? Possiamo andare? Andiamo! Allora, Che c'è? Sia, ma il mio sacrificio non resterà imponente dinanzi ai posteri. ma che dici? Andiamo! Guardate il poeta, Don Nunzio Cuppone! Ora si ritiraste senza colpi, tinniste e mi lasciaste sola a nascondermi. Capace che se c'eri tutto questo non avessi succeduto. Mamma mozza mia. Mamma, mia. Tu sai che non mi devi pettia. Ma io non sogno più un piccino. E certe cose mie non mi stanno più bene. E mi piace, queste cose non le vuole capire. Io un momento a parte sui dati. E io so che fa. Mi tratta ancora come un piccerino, mi tratta. Io ho pensato a me a venire, mamma. Hai ragione. Ma intanto il povero meschino di papà chiaro chi giorna che è in carcere. E quello sapete, può essere quello che lo mandano all'isola. Oh, Lo sapete? a chi c'era non mandava la fucilazione, mamma. La fucilazione? Gesù ne scansa, meglio morto che fucilazione. Non ci vogliono fare niente. Manco se avesse fatto un delitto. Io anzi mi meraviglio come quando l'hanno fatto nascere. Ma vero? Questo è stato per me un altro mese e ce l'avesse fatto fare. Io sono in camera di sicurezza. Io ci vi aiuto la mano, ma non possono fare già 7 miserabili. Lo sapete, con me, come sta, uno sa il freddolino. E infatti ci aveva portato un po' di biancheria. Ci aveva portato mutanni, quasetti, se fazzoletta, magari le sciovarure ci aveva portato. Dei sciovarure! Poi tu esagerata, ma e che sto mettendo per l'Africa? Ne so. Vedi che già in camera di sicurezza non ci manca niente. È meglio di un albergo, mamma, creda mia. Ma vero, dice? Te lo giuro, già mangiamo il cibo io. Noi le matarazze di lana e passiano, mamma, passiano. Passiano, Sì, come passiano? come? Noi a Dino, ma. Ma vero è? Te lo giuro, tu lo sai, io non ne dico fesseria. Un cappone, un cassapino ne facciamo arrestare tutte. La prossima volta mamma, le facciamo arrestare tutte e mangiamo franchi, tutte. Io voglio stare un momentetto alla chiesa. Va tranquilla, mamma, non ti preoccupare. Ma io mi scando, capo ci arresta. Ma ci sono io, ci stavo io, mamma. Ma non è che ti senti e poi me lascia a casa sola. Ti dico, vattene in bella guida, mamma, vattene in chiesa tranquilla, che ci penso io, che ci stai io. Non ti preoccupare. Mi raccomando, no? Sì, tranquilla, mamma. Un momentetto manco. Puoi far stare quello che stai, non ti preoccupare. Hai
tu preghiere la madre. Sì, mamma. Perché sento proprio la necessità, Io, Mi dai, raccomando. ci stai io, tu bella tranquilla, te ne Su cosa puoi. tuo padre è giusta, tutte cose, ma cadono tutte cose scancarate. Dai, sta scippando, ma loro cose da scippare. Vabbè, mamma. Stai venendo. Vai tranquilla, vai tranquilla. Con la Sara a casa sola. Ti dico di no? Ti saluto, sta andando Tranquilla, mamma, vai. Vai tranquilla. Pippineggia! 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 Turillo! Ciao Pippineggia! Tomati c'è! No, ma dei fatti finalmente! E io che potevo stare lontano via! Mi mangio un c'è! Usaccio, metti ne esce! E dai, vieni, scinne! Ma che si pazzi, si dividono! E se ne viene santa pazienza! A mosca legnate! Ma io le volte arrivate, dai! Scinne! So come fare! A lei, se io ti aspetto ringia! Vita mia, come sei? Pazzo, come si? Come stai? Avete ghionna con Dio. Sapessi che Luca è successo a sto cortiglio, c'è stato un fermo. Usaccio, tutte cose saccio. Chi ti crede? Picchione era caio un sogno informato. Ti dici che mio padre ci resta un pugno in altro ragioniere. A dire la verità, io non vite, in mezzo a due voci da confusione. Comunque, se ce l'ha dato, figlio buono. Marito e moglie hanno una fanaticheria. Tu ma credi, io mi faccio meravigliare capace. Chi non ha fatto mai queste nisciute? Vero, fa etta usci, fa sempre un manicomio. Ma poi si scanda magari dell'ombrariggio, si scanda. Intanto l'hanno arrestato. E come potevo fare nati ora? Dopo sti fatti? Se ne venissero a sapere che ne volevo bene. E a te ti pare? Manco ci voglio pensare. E ti pare perché sono un caio? Appena passiata, io ora mi sta a battere sul dato, gioia mia. E te la stava solo un carne a st'inverno? No, amore mio, no. Io ti voglio troppo bene, te voglio io. Magari io ti voglio bene, ma non è un amore senza speranza. Dopo quello che è successo, un mio uomo si può fare sto matrimonio. Si può fare, c'è una soluzione. E come? Allora, dai, parla, Torito. Pippineggia, fuemonin. Torito, ma che stai dicendo? Ma tu pazzo davvero sei? Ma scusami, pure ci tu stessa. I nostri bambini non scenderanno mai ad un pacifico accordo. Tutti lui sono come diavolo e l'acqua santa. Senta mia, Pippineggia, fuemonin. Mi temo davanti al fatto compiuto. Noi dobbiamo pensare al nostro avvenire dopo tutto. E ma continuare a stare appresso all'iso chiacchiere, Pippineggia. Ma lui mi scando, alle volte dopo, hai visto succedere qualche cosa? Senti, io non ti voglio forzare a essere tu a pigliare una decisione. Io per conto mio vedi che già l'hai pigliato. Ora però, sta via. Pensa però, che ora sta a battere sul dato. E se tutto va bene io manco 2 anni, se tutto va bene. 2 anni? Sì. E io come faccio senza l'idea? E allora perché io ti stai dicendo un fuemonin? E ne vuoi, ma così, senza avvisare a nudo? No, non può stare. Avvisiamo la principale, i carabinieri, a pure c'è Tu avevi pazienza con mia. Io non hai voluto mai. Chissà prima volta. Cioè ci mandava a quest'ora, ci mandava. Ricordati una cosa, c'è sempre la prima volta, di tutte le cose. Che te muove. Abbassa un morale. Sì. E allora va, preparati. Appena viene arrivare una carrozza, piglia e scende. E non ti scandare, vedi come siamo noi primi e manco l'ultimo. Va, pure mio, vai! Sono contento, però che non era il momento di fare sto passo. Non era subito, a me mi dispiace, per mia madre mi dispiace. Però l'amore ti fa fare tante cose, ti fa diventare magari egoista. E io sono troppo innamorato di Pippineggia mia, troppo. Signore me, ascoltate le mie preghiere, facete questo figlio. È per Luca Antonio, cieco e testatura pure. E non c'era bisogno che ci lo dicevi tu, mamma. O signore già lo sa. Molto tu, Lazzarone. E non ti scordare mai che chi è tuo padre. Oh, ma tu abbiamo che bel battere. Mamma, dimmi una cosa, mamma. Ma tu ci vuoi bene papà? Ma ti pare domanda a rifarmi chissà? Ma
Ma tu che dire? Perché noi siamo poveretti, abbiamo campato sempre nella miseria e nell'ignoranza, che nel sto cuore non avevamo sentimenti d'amore. Tuo padre, com'è, è stato e sarà sempre l'unico uomo della mia vita. Mamma mia! Non resistere, che mi fanno male tutti l'osso, mi fanno male. E riposati un pochettino. Sì, è riposo che non mangio, non via, vi sto a fare prima qualche pizzello. Mi so che c'è. Va bene, mamma. Io ti saluto allora. Che fai? Te ne vai Torino? Sì, cioè no, io mi faccio una passata, mamma, e torno. Ma che c'è? Che c'è Torino? Parla da mamma, che c'è? No, niente, mamma, niente, stava pensando, non ti preoccupare. Ne vedremo dopo, va bene. Ciao, mamma. Sei sicuro, mamma? Sì, tranquilla, una passata e torno. Ciao, mamma. Senti, dimmi. vedi che io stai cucendo due cicere. Torna presto, così stasera ne mangiamo un po' di cavoli, capite? Va bene, mamma, mi piglio a giacca e Sì. allora i cicere. Dopo. Sì. Ciao, mamma. Santa ricca, Marzetta, Santa ricca. Ciao, mamma. Ci saluta, mangia. Ma a me sto figlio mi pare un po' straniato. Io dico per sapere qualche cosa. Non lo so, mi pare bello tranquillo. Ma non posso camminare qua queste scale. Ma c'è mia, cosa è nero? Calorio! Ma che tornaste? Ma quale Calorio? Namotelo Calorio! Ora sono il conte di Montecristo. Come? Hai visto mai stato vivo allora? Così? O conte di Montecristo. Oh, signore mio, risentici del cielo! Non ci voleva sta sventura di già la nostra casa, chi sa la verità? Vieni qua, come sei? Come stai? Abbracciamoli! Avete gli occhi, Ma che c'è? Ah, parla! Pigliassi fresco? Pigliassi fresco un aiardino? Ma quale Iardino? Come? Io non ti ho raccomandato altro, tu a fare sempre in testa, tu! Che vuoi? Come vedi come sei combinato? Tutto malo combinato, si chiude, Volevo. tutto la barba longa, l'occhio luce. Volevo fermarmi un po' per mareggiatura. Ma sai, il trattamento era un po' buono. E poi ho letto, cosa voleva? A dormire, Come? Ma mangiare il buono era, cioè le ciste che tu hai lucciola e avevo mangiato. La mattina veniva un cameriere e via sull'ordinazione. Vero! E mi dice, lei che vuole mangiare stamattina? Merluzzo, un baccaglio. Pizzica buona! Ma vuole mangiare, figlio, vuole mangiare. Perché c'è chiodi che sono apparenato. Pane picca e acqua bollata. Ma vero, E dici? poi non ti dico. Un letto di marmo. Anzi, faccio stagionato. E tu lo sai, lo conosco, lo mistero. Certo! Tutte rosse, tutte scimmonsate, tutte rotte. Ma io saggio che poi oggi dormivo nelle materasse di lana, mangiavo un cibo di giorno e poi passavo con uno iardino. Sì, si mandavano alla villa Panchinita. Ma ne come chiaro queste cose, caro? Allora che ti ho detto che sono il conte di Montecristo. Ma che disagio, quello romano che E che disagio! hai fame, e stai morendo, sì, hai fame, stai fame. E mi sento pure la febbre. La febbre ti sente? Sì. Aspetta un minuto. Vedremo. Ma c'è mai? Vero è! Là è perlomeno 80. E che sono cavallo, sono io. No, ma se vieni qua, aspetta. E io sapevo che poi oggi mangiavo, viviamo, passavamo. Ma motorissimo, queste cose. Amorese, da figliazzo Maurizio. Oh, figlio Da figliazzo. E mi stava scappando. Ah, sì. Mangiare, vivere. A vivere onesto. Ah, perché mi piaceva vivere un cambio sono gli uomini felici. Ma pensate che stavo stare. Ho fatto tutti i muretti che si arriminano. E poi sti puci di pelato, non lo fare più. Ma che ci fare? Se io ho fatto così, come che ceccano. Calorio, senti. Lo sai che facevo? Ti spogli, ti curchi e ti spogli. Ma io voglio mangiare. Ma senti qua,
che ora io ti faccio una borsicetta d'acqua cavolo perché si sente fritto alla freve e poi stai cucendo due cicere, vai in un macellaio, ti vai a piglio due ossicetta, ti faccio una bella tazza di broro e a chi ci siamo passo un ercole gigante e a così sta freve o dottore, va? Oh, saggio di me sta freve, me la fame, non c'è bisogno di la fame, andiamo, pulpete, ma da scogliare con tutte le scarpe da toccare. Aspetta, sollevo di un'antica e pare che l'acqua. Allora c'è è così buono. Ma così da cuccare in capo sta covetta, a cuscetta del Dio. Sì, non c'è fatta scogliare. Non c'è fatta scogliare. Ti metto sta covettina. Ma che mia sta covetta punta. E il calore, arronchiatilli stiamo. Non vedo la covetta è punta. Non ti preoccupare che ora faccio tutte cose, faccio il rolo, tutte cose. Mi consumano, tutto questo, per ascoltare il retiro, mi ci usare. Metti un gallo di leone che c'è stare di pecora. E io faccio leone e ci ho guadagnato questo. Vedi? Uno che nasce per essere valentino, c'ha la nasce. E poi, ricornuti da camera di sicurezza, inizia a cominciare a fare pugna, poi che di capo, ci può fare valentino, te cavacci, vedo valentino. No. Poi alla fine mi fecero vedere, un padre così, poi il rischio. È stato questo. Stisi, 24 ore assettato l'udiato, che era l'antica veniva pure io in mia. Allora, io vado che dico, fosse stato io appena dato, un pugno o un ragioniere, tutta quale vita, o fui io innocente, innocente! Allora, Daniele, dici un po' di caffè. No, non voglio avere tempo. Ma, pigliate l'uovo! Mettilo a casa può cantare, le comiche. Pigliate l'uovo che è bello cavolo! Come vuoi tu? Sai che fai? Che faccio? Aspetta, io avvisanesci un momentetto, lo sai? Aspetta. Vedi poi io c'è il comando di destra forte. Non c'è che cosa da mettere in canna destra per cortesia. E tu non c'ha fatto che. E chi c'ha da dare? Chi c'ha da dare? Un saggio del fuoco, non saggio. E chi c'ha da dare? Chi c'ha da dare? Cacca, io ci vai. Bravo. Ora ti metto questo. Tu potevi pigliare però un bicchiere di caffè? Sì, tu perché così è speciale. Ora ti passa pure il senti qua. Allora, vedi che gli ho messo due ciceri sopra. Mi raccomando, ogni tanto dacci una rimenatella, capisci? Va bene. Ti saluto, calore mio. Ciao. Alorio, vanno su cotte, scindere. E anzi, un'altra cosa, non è che la rimenare con la cucchiaia lana, perché ma se non c'ho una cuccetta di va bene. Calorio, senti qua, quando su cotte la scindere, turista andure, vero? Questa pizza non cuccetta, va bene. Senti qua, stavi a dire, sta bene una signora. A volte sono pedale che ti picchia. Vai, ma perché essere con me sempre così sgarbato? Perché? Non parlo che tassi, ti piluto la volta. Ti saluto. Ciao. Ma che un'altra cosa mi scorda. Di la mano mi stai venendo col gioco. Ci voleva domare un lumenetto allo santo pace. Allora, madre mia, ma sti cilina che sono, tremordate. Madre mia. 18 me non m'allumano, ma possibile non m'allumano? Rinfresco e riposo in eterno, dateci Signore. Ma che c'è dato? Sì, tu ti connetti qui a botta di sale. Ti saluto, calore. Che c'è ancora? Ma ti rispondenti io che sono davanti? Sì, ti la dire una cosa. Ma vai il tasanno! Vuol dire che mi vuole bene. Ora faccio spezzetto di soldi
le mie decisioni. Buonanotte. Una isla arrivare, vedi? Daria, che è questo numero? Una caccia c'è scritto di te. E che è di te? Che suonate? E che sono, chiaramente, non si nega un guardato. Che tutto Ma voi sapete? Il maestro... Ma causa c'è lui? Manco No, da molto c'è. guarda chi sta credendo. Ogni volta è questa storia. Buongiorno. Sì, buonasera. Non va, io sono rispettoso che muore. Ma non buongiorno. Allora come? Arrivederci. Ma dico io, una stella, tu resto meschino. Luca, che si scanda, compare. Dico questo, ma non mi pare giusto lasciare un popolo defunto solo come un gatto. Lui scappa. Oh, che cosaccio. Sai che ti dico, alle volte possono essere da giorno, tu vedi? Proviamo una pagata, compare. Io che il capo date la cabana, vedi? Permesso? Oggi è nulla. Chi c'è la cucina, ci sono dei cicerruca e sono quasi cotte. Niente di meno da essere mangiata pegnata. Chi ci fa? Ma io non mando. Come si può essere così senza cucina? Chi trae la pignata, compare? No signore, quale pignata, quale chiccia. Io stai pensando a sto popolo defunto con la salute. Compare, sì. Qua si fa mannulla. Ho detto quello di no, mi sono lontano. E chi su parente? Porta loro per chi? Ma quali parenti? Quello disse che sono parenti. Tu di chi sono vostra solo del nostro servizio, un bacio. Oh, vedete che mi sono un ordinato, un numero di figli. Allora la vostra sorella non fa servizio? Oh, io mi sono un pannuto sempre. E chi si è concedata? Sentite, ma capito, ma più stamattina. Oh, un muchacho che stai lavando molto. Oh. Mentre diciamo un servizio solo di noi stesso. Come no? Signor, ho un negozio e ordinato. E mandasti una caccia con l'uomo per me quello all'otto. Poi se ne torna a Orinda, qui si c'era molto e si sistema. Non vedete che sta lì, io arrivo con rispetto e molte si già puttana. Compare, ma se non c'è rispetto per i vivi, come potete pretendere un rispetto per i morti? Io ho la pensa così, che molto rispetto si già puttana. Ora, ognuno è libero di fare il suo cuore, e pensare come muore. Avete ragione, caro compare. E che domani che lascia il pieno l'arrere come soldati. Mare, ma tagliate che pensieri gentili che ha avuto su molti cieli. Veramente? Prima di morire mi preparavo un caro caffè. E ancora cavolo, compare. Guardate se aveva preparato grigio e il nostro manco tempo che gli arrivi. Guardassi, compare, ma io ci preparavo per gli altri. Altrimenti se l'hai seduto come quello vuole morire, no? È stato un lumino. È piccino. Uno compare quando ne ha tomare 20. Si vede che molto è modesto e non vuole dare un alloggio, no? Uffici per un creare scandalo. Ma che chiede il cucchiano fanno un assetto. Vai. Assettato, compare. Bare, volete un goccetto caffè? Ah, come sai che voi volete pigliare un caffè molto? Che ci fa? Mi fa schifo. E tu siete proprio cinico. E non avete nulla rispetto per questo popolo defunto. Che sei tu chiamati, capaci chi vi risponde? Ma chi mi deve contare la novella, compare al mio caffè mi piace e poi sapete come si dice, ogni lassata è persa. E vi pare giusto, senza manca di mandarci per me, fate vero? Se per chi sto rimedio sopra? Lei ci permette, vero? Vuol dire non risponde, vuol dire che capace a consente. Ecco che non si stono. E ce l'hai. Il ministero dorato. Ma che schifo è la vita, compare? Mi stanno facendo accurare, porta esame. Siamo via.
Oddio, uno sapete di molti quando sono fischi si muovono. Si muovono come i pesci di ghionna quando li mettete in da parete non si muovono, compare. Fisco. Bestia che siete, compare, come si vede che siete alfabeto. Questo sintonio si chiama movimento inconsulto di rilassamento dell'ossa, lo capisce voi? E si muovono? Sì, signore. Perciò se lo pigliassero e mettessero nella parete, questo si induccionasse tutto come una chiesa. Precisamente. Ora state per il gioco e ci sta la testa. Aspettate. Mi aspettavo una 5 minuti, compare. Su me ne nudo, un cavolo in da caccia e lo buttano. Del resto servizio è pagato. L'assetto. Ancora 5 minuti, compare. Ce la facete? Compare. Ehi, Ma lo sentite questo silenzio? se è silenzio come lo sento, compare. Ma a me mi pare di sentire un respiro leggero. Io non sento niente. Che scambio di vecchi stupigliari! Madre mia! Io ne siamo un buio! Quando guarda io! Guarda io! Molti subitani a India, compare e attacco! Dall'aria saprai! Certo però capito un coraggio di riune, Sì, perché voi la vita di vendere. E per forza compare, mi state pescando lo scandalo cara mia! State per gioco, ci sta a testa, per favore! Aspetta che ancora io ho Malaggiato! Ho malaggiato, e me mi fai tu scoppiare il cuore magari! bravo, aspettate perché non mi è bravo. Non vai a aspettare! Oh, un male! Cominciaste con una davota! Ma come te? Ma che ne tiene un male? Portate sangue a voi quando ci nasciste con compare, non dopo siete imbicciato! E che siete un pedrone! E un bello te la pigliano cacciare la cara mia! Ma che me la state solo? Ah, sogno una cucina, non me ne stai quello! Un naso per lunghissimo! Come si muovio? Vabbè, ognuno è padrone di morire come si piace, ma così non mi pare giusto, compare? Non è che un momento con tutto. Non ci capisci, ma questa mezzana come lo metto dentro la cascia. Mi siamo assettato, ci fate di più. Ma aspettiamo una 5 minuti, compare, su me non stavo da nemmeno vedere. Oh, ti muoio. Un naso mi rubi, compare. Chiaro sangue, date altri. Questo morto. Ora mi stai sentendo veramente? Magari io! Sta bene lì. Non c'ero due cani, mi stavo filmando. Venite! Guarda che sei giovane, ma via. Ora però, che sta parlando con lei? No, un po' sia. Oh mio, che schifo! Come un po' sia è? Io? Te, che buono! Compare, piccoli. Cioè, tu vuoi tu messi qua ti disegnare, compare. Ma insomma, volentieri si può. Che ha? Che vi faccio il faccio? No, niente, aveva fatto un punto oggi facendo il servizio e sono voluto fare a iniziare spesa. Ho Io servizio. ci ho promesso a mia moglie che oggi ci buttavo un poco di e invece
Ma se l'hai visto perché ho già fatto la boccia sopra. La boccia sopra. Ma poi di quale servizio state parlando? Lo so. Tutto mio. Ma se ci ho detto, fate la boccia sopra. Oh, ma... Allora che possiamo? Questa è una cosa lecita, tutti i mesi. Ma che avete pure magari è un po'. Dico davvero, questi discorsi fanno solo le vite. Ma perché non è così da mia? Stavo parlando con i due. No, Tito, non da funendolo. Tocca a sé. Ma che vi scandate quei premozzi comune? Non possiamo asserire gli anni, sono più abituati chi motte. I vivi ne fanno un'impressione. Sì. Allora, dai che io sogno vivo, vegetale, tocca. Io mi avrei fatto male, ma che fuori? Insomma, devo fare. Ma come ci ossia? Dovete fare ora, assettate il gioco. E ora. Ora quando? Avete pure magari premura. No, non possiamo perché se una cosa più lecita fosse meglio. Abbiamo tanto di più che fare. Quindi avevo i funerali di terza classe e uno di prima cabanda da sottana. Ma dicetemi una cosa, vi sto a posto, dove vanno? E ci mannaro. Ci vino pure a posto. Ma sì, ma come fu sto cornuto che parlava? Chi non lo sa? Il principale disse che venne uno e disse che ho tutti la pace, con numero 17, mostro siggiaro, un getto calogero, canzone. Un canzone non ne possiamo. Canzone sogno io. Ma il cornuto che parlava. Disse domani andare a leggere come sicco, come un baccalà. Ma sono scherzi da farsi chi? Un povero cristiano poteva arrivare sicco dalle robe. Come è stato detto? Di meglio. E adesso vuole studio presto. Perciò, 18 venite, o mi va a parlare io, piate questa caccia e via, aspetti, via. Così, scusate, ma che ti sta trattando la così? Io ho 7 figli. È mio. E quello male che sto io. E non sono scritto partito. Sempre nulla non ha potuto scrivere. 7 figli di NN. Questo tanto ne ci sto. Ma devi fare una cosa io. Insomma. Noi, io per te vengo, non c'è niente che fare. Ci vedo il cuore, ma non so che fare. Perciò, non so, potete affacciando che date, vediamo un pochettino quello che si può fare. Di giustizia di necessità. Ma sia quando pensa lei? Come quando pensa? Daggio, fra 5, 6... 5, 6 secoli. Buono, va! Ora che tiene fuori i viaggi e si posa a lungo brolo. No, è ben anacquato, ma io vi prometto che quando sarà l'ora io l'impegno lo piglio con cuore, già, sono nove di parola e rispetto all'amicizia, va bene? Hanno lo buono in faccia, però io penso che sarà non mi delude mille. Sì, è vero, un vale, si vede una faccia che è come un macco. Ma quale macco il macco? No, è perché hai votato di Andrea e allora è diventato fatto. Ora sta venendo un dottore e chi ti va a segnare che cosa. Lo sapete? Questo si rivolge nel dottura. Se il dottore compare stanno lavorando alla salvata professione. Ora incominciano a ordinare medicinali, pillole e cristelli. No, cristelli no, per cortesia, che hai sparato la abbastanza. Non ne vuoi fare cristelli. A uno che stava morendo ci fecero tante di mamadie, lo fecero stare buono. E che ci fecero? Incominciarono con salassi, poi che bottiglie d'acqua e perfino ci fecero i raggi ghisi. Sì, con i queste fotografie, si vede raggi rossa. Forza, quando hanno a fare un mestiere con il so, un fotografo, che ho fatto? I fotografisti. Io che faccio l'ingegnere, va bene, no, lui un regamonti e faccio un regamonti. Signori miei, ormai non ci posso fare rimpicchio, va bene? Dite avvicinarlo ogni tanto e poi vedremo, va bene? Sì, ora ne riusciamo a fare viaggio. No, scusate, e se poi sarà un ombrolo? Ho detto, viene da quando viene il sombrero, Ossia da te che facciamo? A Stabremo sta cascia. Stai vedendo? Usate quando gusta? Non lo so. 45 lire oggi, domani 50, tra qualche mese 60 e che non è un ristufasso, ma finisce, non si può più accattare. Sì, ma finisce che molti li buttiamo in sacco
senza manco capire che ci faccio per funerale. Funerale, come si fa oggi? I funerali si fanno per niente. Insomma, pagare la cascia, l'ascolto, i ciuri, i lumini. E se stiamo andando a mangiare l'opera pure. Caro mio, ci vuole, chi più ci vuole, il piccio è munita. Cioè, mi state confondendo, allora uno manco può morire, come? E non si capisce chi sto. E allora, pensate che faccio io? Oggi non vede l'ora mia. Ma sì, leggo le scarpe scitti e ticchi. Vedrai da solo composato. Allora, così quando non ci impone, E che ci pare che stiamo in una vita là? Ma è che? E perciò che fare? Stavo a pagare. E allora io, moro, quando scalo ci prizzi. No, così è questo non la vuol dire. Allora, sapete che c'è non è. Ieri stiamo facendo un altro, e bossia sarà fatta. Non mi preoccupate, mi pare quando io lo faccio. Allora, vedi questa sera dobbiamo fare. Lo sapete quanto costa? No. 45 lire. Cara ci pare. Ma non so sia quando volessi spendere. Nembe, no, caro signor Palamedo. Ah, che Palamedo, cazzoni. E vabbè, Palamedo, cazzoni sempre pisci sunno. Possiamo sapere che senza denare non se ne canta a missa e senza stola manco si confessa. 105 lire e così che si dice. Ma che hai fatto sto? Questo è pieno di Russia. Accomodatevi, signore e signori, che a picca piccoli vi buttate in casa una traccia di puro pigno calabrisi. Canadisi. Corretto, di puro pigno canadisi e facete contenti amici e parenti. Avvicinarsi e senza ammuttare. Come stai Ale? Piano. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. E insomma, quanto costa, vale? Si dice a te. Ci faccio un prezzo speciale. Ma che la fare di mia una parte che passo vecchio? Allora 40 lire e un giacusco manco gente. Ma insomma, ossia quando volessi spendere? Manco una lira. Manco una lira. Grazie. Ossia va a sapere che o senza denari non se ne canta a missa. Lo capito? Ho capito. E allora, io cosa posso fare massimo? 15 lire. Allora possiamo morire, numerare. Facciamo 20 e chiudete. No. 12,50. 12,50? Sì. Non può essere. Mi rovina o sia così. Non vale, siamo a 7% lire, andiamo alla voce. Vado bene 100 lire. 15. Facciamo 20 e chiudete. Va bene, sta bene. A sapere che sono. Di 40 lire. E che se la volessi correre in 100 anni. C'è assai di fare. Assai ci guarda. Ci servo? La faccio. E non a picconare se l'abbiamo disturbato. A San Benedita. E mi raccomando, che stai sempre spesso, Accettato. Se mi permette, la voglio abbracciare con un Abbraccia. un lavoro che ne avremo presto, va? Accettato a te. Quindi prima che se ne vede, la moneta. Gente buona in sto mondo, disgraziato e corrute. Se stavano ad antiche facevano fede come un cane morso. Ma che stai? Pensandoci bene, la posso usare quest'estate. Accato corrente e faccio una bella vaccata. Quindi che sto posso fare? Qua, mi faccio stata mezz'oretta e poi i cicci la metto fuori. Sono io pazzo. Ma, mi conclude? Calorio! Ma chi è sta cascia? Ma che fece mosse? Madre mia che sventura! Che sventura nella mia casa! Calorio me ma che mi la salve! Sciagurato! Non lo fece fare alla gente solo come lo fece fare! Madre mia, lui mi lasciò nella mia casa e mi sbagliavo! E come fare? Calorio!
campare. Io ma mi piace cogliere pure a mia. Con te voglio morire, Calogno, con te voglio morire, con te voglio morire. Lo sai come che c'è posto? Vicino! Siamo sul mio voto! Come si voglio? Non mi toccare, non ti avvicinare, sta attento che mi fa pressione a me! Ah, pressione, mi tocca! No, non mi toccare! Mi fa pressione! Tu morto sì! Stai qua a cercare di Impressione! Sì. Marco, volevi morire con me e ora ti fa impressione pure! Oh, la morte per te, no? E tu hai manifestato la volontà di morire pure con me, seguimi nell'ottotono! Ma che dici? Tu sei morto, la caccia di te la puttana! Madre mia, non ti avvicinare Calorio che mi fa pressione, ma poi tu sei morto! Non si torna più in autunno, non si torna più! Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Madre mia, ma come mi capita sta spettura? Dottore gigante! Dottore, e come mi fai questa caccia a casa? Allora sì, sotto il letto! Sotto il letto? Ma dimmi una cosa, ma sta caccia a casa che ci fa? Vai! Sì, dirigi lo ciao! Aiutami, portami là! Dai! Tu mi spiegare sta caccia a casa che ci fa? Ah, va a cantare, io buono! Va a cantare? Ma che maledetto che avevo avuto! Aspetta! Un momento! Si accomodate! Allora scusate, dottore mio, hai un sacco di disordine! Dottore mio, ma che fece carino! Madre mia! Che bacco, stavo cadendo! Dottore! Lei non può immaginare sopra questa questione, ci mancava pure lei! Madre mia! Sentiamo, di che cosa si tratta? Scusa, chi c'era bisogno di chiamare lei? Lei è medico e lei la vostra vita! D'accordo, ma io sono medico, non sono indovino. Comunque, ora vediamo. Un camerino! Ma voi l'ammalato dove? Che orco, vedi che so giocare! Dottore, inizia qua! Caccia il mio marito! Dottore mio, che cortesia, io mi sta scoppiando un cuore stamattina! Madre mia che cappuccino! Madre mia, un bucato pure mia sta facendo vedere! Prego! Ragazzi, faccia il mio marito! Apri la fede! È un po' più scomodo guasto! Ah, un po' più cagarella avete ricevuto! La sciolta, signor! Ma come va? La sciolta! Ma non dicevo sia, se si tratta lui si tratta, se poi si sta cortesia! Ora vedi! Che grande schifo! Tu! Sentiamo! Professore! Che cosa si tratta? Professore! Uè! Vado subito! Vieni che a destra sta parte! Ma io, per scrupolo professionale, i miei pazienti li visito dalla destra ai piedi. Allora che faccio di nuovo? No, non c'è bisogno, mi ci noi. Vuoi frutta? Vuoi uscire? Un dottore gigante! Metti che c'è tanto Allora, mi faccia sentire lo stomaco, vediamo. Sento lo stomaco! Ai! C'è, signora, un poco di ristagno fecale. Lo stomaco è duro. Ah sì? È una storia! Mi faccia vedere la lingua. C'era da sospettare. Che cosa? La lingua è sporca. E lo stomaco è troppo intasato. Qua, signore, l'unica soluzione per suo marito sarebbe quella di una bella burga di olio di riso. Ma che scemo! Dottore me, no, non ci resta nulla mio marito, picchiava lo spallio e la freve. Allora scusate, vai più un macile. Ma come guardate?
Come vai, posso fare avanti? No, va bene. Anzi, va benissimo. Benissimo, bene. Domani potrà lavoro. Oh. Avanti, ora mi faccia sentire il torace. Avanti. In casa di tempo. Non devo respirare. Fermo. Io fermo. Non respiro. Non devo respirare. Non devo respirare. Stavo facendo una curva di È forza che... Ma lei deve respirare. Ma se lei non morisce, ma vada a respirare. Ma c'era bisogno di fare. Come c'era bisogno? Che fate scandato? Respira. Mi faccia sentire le spalle. Le spalle. In casa di tempo. Tutto dolore. Tutto dolore. Tossisca. Come? Un colpo di tosse forte. C'è lei. Fate via, sta morendo. Adesso, sta morendo. Maria, Simone è sempre Sei ripetiamo. Simone. Non mi disturbate. Io ora piano piano ti rimetto. Non è strano, ci piace. Ma ve lo catassi, ma come fai? Oh, piano piano, signore. E questo catarro che mi tortura. Sì. Sta torturando la vita mia. Mi sta portando alla donna. Ah! Dottore! C'ho qua! Un tabù! Senti sempre Maria. No, senza sangue, non si interessa! Sta portando alla donna! C'ho un bel tabù! No, ma no! Io vai a più di loro. Ma c'è il mio amico, no! Diceva, ma lei che dottore, perché non si cura? No, quale cure, figlio mio? Non ci sono cure. Il catarro, chi ce l'ha se lo tiene. E sfortunatamente ho anche un poco di colite. Ah, bene, bene, bene. E poi l'altro, avete sentito là? Mi sta portando alla morte. E di conseguenza tutto ciò, il cuore, mi sente moltissimo. Certo, sono vicini di casa, cuore, piccolo. Professore, io oggi portavo chissà, solamente andavo in Spagna, così manca l'ure. Grazie signora mia, grazie. Sta meglio? Grazie. È bello comodo? Lei è molto gentile. Sì. La ringrazio. Prego, prego. Vai a Biobrono. Vai, vai, vai. Ma tanto io all'ospedale è più ce n'è. Te mi pare tu di già che ti cara. Io soffro anche di forti dolori reumatici. Ah, è bravo, bravo. E di conseguenza tutto ciò. Calorio? Vedi che manco se parlo meccanico ti porta. Oh, bro. Ma no, sta sapendo che cavolo? Grazie signora mia. E a me? Lei è molto gentile. A me è brodo, è vero? Sì. Brodo di carne. Sì, Brodo di sì. carne. A me mi fa bene. Sì, sì, sì. Ora te ne porto una tazza pure a te, non ti scandare. Brodo d'ossa. Senza cerimonie, perché neanche ne vengono a parlare china, va? Grazie signora mia. Prego, prego. Lei è eccellente, veramente. Perfetto. Brodo di carne, non è vero? D'ossa. D'ossa. D'ossa con carne.
Comunque. Ne vuole dare poco? No, Io E tu io la ringrazio, ma non vi dovete scomodare. no, io ho tutto confuso, che c'è in questo bacino? Che c'è? Vai, che confuso io sono. Che c'è? Ti passava sta pelle? Figa mia! Che sono sti voci? Ma che faccio? Siete una famiglia di delinquenti, sì! Signori miei, state un po' calmi. Un poco di calma, per favore. Devi fare voce, soltanto io. Basta ora. Dico, volete finire tutti quanto siete? E che sì? Ma anche selvaggi fanno queste cose. Io dico, prima ragionate e dopo se vado a rompere corna, vedete rompite. Ma se già sono nella casa sono fuori e mi chiamano pure delinquenti. E neanche che schiavioli, ti sentiamo? No, che mi figlia! Ma una Signori miei, state calme. Siete state un poco calme. A vostra figlia ve la trovo io. Ma dico, ma com'è possibile che in questo quartiere caldo può ragionare? State facendo un casino e perché Pippinetta se ne fu io. Ha detto sempre, quando lui si vanno, il zio un passia. Ma neanche che c'entriamo, se Pippinetta se ne fu io, sentiamo? Centrate. E come c'entrate? E ve lo ricordo perché c'entrate. Pippinetta se ne fu io. E che so sanno tutti. E con cosa ne fu io Pippinetta? Cosa ne fu io Pippinetta? Pippinetta se ne fu io. Con Torino. Figlio la mano, si consumano! Sciato meo! C'è casa figlio d'oro! Si Figlio casoniere! Figlio gioielliere! Figlio della Banca d'Italia! Che sei un suo nobile, ecco il suo Ma venite, ma che dice? Adesso c'è, ma chi è morto? Professore, non è morto nessuno. Cai a finire come fatto di Giulietta e Romeo. Ah, ho capito, come il dramma di Shakespeare. E poi alla fine gli innamorati si avvelenano. Come si avvelena? francese, come ti conosci un po' la tua. Ma che dicete? Ma che Figlia mia! Chi ti mancava? Che fu stato levata come una ridicola! Ridicola, veramente! È mio figlio! Volete ridicolo! È mio figlio allora! Che? Ostinnato! Come dico assai, Ma dopo chi se ne puoi dire? che ha mangiato tanto pane, ma chi? Non c'è da bene di più una volta perché me, no, non ne voglio più capire. No, così. Ne ha ido, no. Ma che volete dire? Non la volete vedere più, Perché? Mia figlia che è cosa rittare, mia figlia? È mio figlio allora che l'hai trovato nella monnezza! Cosa? Ma che dici? Ma che dici? Ma volevi a dire, io, Cesare, spesone, ma chi apparentare dopo? Un dito si già. Che mala sorte, che mala sorte, che mala sorte! Turismo è un bicciotto a posto. Non esiste! Oramai, un fatto è fatto, professore. E allora che sta a dire io? Quando se ne fu io mia figlia netta, che figlio? Pigliare e me ne mise linda a tutti noi. E il gioco cascala sì. Intendiamo, non pensate mica che me le metto rinciare io, No, le lasciamo fuori. E chi volesse morire, lasciati fuori! Falla gestando ma che cane! E mia figlia, fino a che io hai una casa e un letto sopra le spagge, mia figlia, come sta? Però pure con Torino. Però si sistemava pure vicino. Certo! Ma sistemiamolo! Ma perché? Dico perché stanno a discutere tanto? Il problema è semplicissimo. Andiamo. Basta che Don Claudio da una parte
e Don Cesare... Spisone. Don Cesare Spillone. Spisone, quale spillone? E Don Cesare Spillone. Dia ai propri figli la dote necessaria per poter loro essere felici e vivere la loro vita per conto proprio. È così semplice. È così semplice, lasciate Bacucia. Acugia, quale? Sono bella, sembra che ci sia presa Acugia. Signore, è pulito. E corrito sempre. Gigante. Ma gigante quando dici? Io le voglio dire che sotto per la dote, una vez! E poverini che vi mungite un poco, marito e moglie, e sotti li cucchiamo. Se la crapa mi muncia, vi comprovate a muncire per voi, oppure muncite a vostra solo che è meglio. Ma vedete come mi sta buttando? Avete ragione poi che stiate quando vi dicono Donna Mara Piscialetto. Ah mia! Sì. E a voi come vi chiamano Sinteno? Ah mia, non hanno niente di dirmi perché io sogno la vostra padrona. E io li faccio una come a voi, l'incontro solo vince la stagna. Sì, vattene morvosa. Scupina, sì, una scupina di cesso. Donna Camilla, io sono in casa mia e io mi fino a finale di duire dai Ehi, cosa sono queste grida? Siamo alle solite, vero? Da questo devo dedurre che la lezione non vi è bastata, è vero? Caro il nostro Don Calorio che fa il galante e fa le serenate alle mogli degli altri. Ma quale serenate, quale serenate? Io sono patenate, pazzo, ma mai serenate. E va bene, soprassediamo, ma questo chi? Fidanzato? Ma quale fidanzato, professore? Questo è il ragioniere Richichi. Onoratissimo ragioniere Richichi. Lo spiegasse ossia, professore, so cosa sta succedendo. Sì, io ora ne caro tutte morendo a terra. Morenda Gianni Calero. E come? Egregio ragioniere Richichi. Insomma, egregio ragioniere Richichi. Non si sa, si detto, Purtroppo, caro ragioniere, questi sono i casi della vita. Esattamente come nella tragedia dei Capuleti e dei Montecchi. Le due famiglie si odiavano immensamente da una parte e dall'altra, mentre l'amore dei giovani è sempre quello, l'amore dei giovani che sempre trionfa, sempre. L'amore, signora, l'amore, professore. Laurillo e Pippinella se ne fuero, vuole capire ora? Adesso capisco il perché di tutta questa baraonda. Mi felicito con i parenti. Bravo, professore Sanzona. Ercole, Ma sempre parente solo, Sono contento per voi. Grazie, e per questo nuovo legame di parentela. Grazie. Sto meglio. Nella speranza che... Caso! Allora non se ne vuole più. No, ma perché? Per fuori se ne anche in America. Ma manca 100 metri, non è finito così presto. ma queste cose non c'è bisogno di lontananza. I giovani sono veloci, mica sono lenti come noi. Lei pensasse proprio così. Io sono una morte di certo, salvo ancora la cucchia. Tante per pescare magari ho letto. Ora io sappio che Torino aveva a battere per soldato. Visto e considerato che Speranza un ginnere di sistemare questa baracca, si comprava con mia. E io che feci?
e le miserinde a tutte noi. Ecco perché sono qua. Neanche possiamo fare voce e non vogliamo che cose si complicassero. Perché sto neanche venendo qua? Cognatati, sei una figlia senza decoro, sei! No, senza decoro! Noi ne volevamo bene. Mio core, volessi che magari piato vi volessimo bene. E sta storia non può durare, ne credo. Se è vero che volete bene ai nati figli, dimostratelo prima di tutto viaggio. Perché se no, non ci passiamo più manco lasciato. Giustissimo! Tante parole. Antia sola, non figlia mia, antia sola! E niente, la madre non le mangia solo. Ma insomma sembra un convento qua. Quante male. Era che sono padre in Salutato papà, salutato. no, prima lei. Papà! Poi zia. Oh papà, saluto papà! Ma questo chi lo sposa? Ma chi sono le pigliate? Ma le cose non siamo scienza. Se chi capisce le medicina, come capisce le cose, consumata a cocci in capo. Ma se non ha fatto mi rischiono. A questo punto non mi rimane altro che formulare i miei più sinceri auguri ai novelli sposi, ai genitori Grazie. e credo che basti. Bravi. Che c'è vestito qua? Oggi volevo andare a fare la passata. Una passata? E come no? Ma hai fatto passare un sacco di guai. Perché dice meglio un giorno la leone che la pecora. E io dice leone. Ma ce ne resi un po'. Ma vero? Fatto bene. Vado sospiro. Vediamo se non ci vuoi questo consiglio rimanga la pace. Permettete.